Martedì 26 giugno, presso il distretto sanitario di Mogliano Veneto, si è svolta la seconda performance del Festival A Piede Libero 2012. Silvia Gribaudi, una delle più creative, coraggiose e originali autrici della nuova scena italiana, ha presentato Hiar Huiar, un menù a scelta di canto, danza e letture. Sono venuta con un'idea che era cultural breakfast, pensando che la gente la mattina non ha fatto colazione, quindi al posto di, nell'attesa di fare colazione, poteva ascoltare musica o vedere qualcuno che si muove in maniera diversa dal solito. Una sorta di accoglienza culturale. È stato interessante perché chiaramente uno arriva qua con un'idea, poi le persone in un distretto sanitario hanno una tensione, chiaramente, perché tutti noi quando andiamo a fare delle analisi può essere che siamo tesi, quindi è stato un lavoro chiaramente di ascolto e di esserci anche in una trasparenza, quindi non necessariamente fare una performance per farsi vedere, ma fare una performance per esserci. Questa è la cosa più importante in un luogo del genere, secondo me, quindi non necessariamente apparire, ma farsi ascoltare, ascoltarsi, anche in maniera estremamente intima. Quindi molto interessante. La performance Here You Are è nata in occasione di questo festival da un'idea di Laura Boato. Una signora mi ha detto dovrebbe esserci tutti i giorni un'accoglienza così, no? Un'altra signora mi ha detto quante coccole appena arrivata. Quindi ecco, questa è un po' una funzione anche artistica di come potersi mettere in luoghi diversi dallo spazio teatrale, poter mettere al servizio il canto, la danza ad uno stato anche fisico, mentale delle persone, che è diverso chiaramente dallo stato che hanno le persone quando vengono in teatro. Ecco, quindi questa è stata un po' la performance o il lavoro di improvvisazione in questo luogo sul tema dell'accoglienza culturale. Le persone presenti al distretto sanitario si sono divertite molto e questo ha permesso di far conoscere la danza contemporanea anche a coloro che non frequentano i teatri. Magari non avevano neanche ben capito che io fossi una performer, ma va bene, perché è interessante questo mescolarci tra i cittadini e poi magari emergere con una canzone o emergere con una danza senza essere per forza su un palcoscenico.